Da 40 anni volano sui cieli del Friuli. Gli Angeli di Casarsa, così vengono chiamati i baschi azzurri del 5° reggimento Rigel, operano sul territorio dal 1976. Nel gennaio di quell'anno, nell'aeroporto Francesco Baracca, gli elicotteri del Rigel, nome preso in prestito dalla più luminosa stella della costellazione di Orione, iniziano la loro avventura. E pochi mesi dopo diventano determinanti per aiutare il Friuli devastato dal terremoto, diventando i paladini volanti di un'intera comunità. Per quell'impegno il reggimento è stato decorato con la medaglia d'argento al valore civile. Sono 40 anni di storia vissuta insieme alla popolazione del Friuli Venezia Giulia, a partire dal tragico terremoto del 76, in cui grazie anche al nostro contributo dell'ala rotante il Friuli è rinato dopo il tragico evento. È un legame che va avanti quindi dal 1976, oggi ne celebriamo il 40° anniversario della costituzione del reggimento e ci sentiamo veramente uniti con la collettività e la popolazione friulana. Da allora, e in questi 40 anni, oltre al loro normale servizio militare, fatto di esercitazioni e interventi in mezzo mondo, il Rigel si è sempre attivato immediatamente di fronte alle emergenze, specie sanitarie, contribuendo a salvare numerose vite, sia trasportando farmaci urgenti, sia intervenendo in collaborazione con il soccorso alpino in casi di emergenze. Walter 336 Caserta. Radio 336 avanti. 336 Caserta, attenzione, interrompere addestramento, portarsi presso l'ospedale civile di Pordenone per prelievo medicinali e portare all'ospedale di Udine per un bambino gravissimo. Queste le parole che hanno dato il via ad una corsa contro il tempo, per salvare la vita ad un bambino al quale necessitava un nuovo farmaco per poter superare una grave infezione che l'aveva colpito. Ed ancora una volta gli angeli di Casarsa, in ausilio agli angeli del cielo ai quali il bambino si era rivolto, hanno operato il miracolo. Una delle nostre fondamentali attività è quella di concorrere alla salvaguardia della vita umana, per cui ogni qualvolta veniamo chiamati siamo pronti a intervenire in qualsiasi condizione meteorologica, qualsiasi condizione ambientale per concorrere alla salvaguardia della vita umana. Notte fonda senza luna e un silenzio che mi consuma, il tempo passa in fretta e tutto se ne va, preda degli eventi e dell'età, ma questa paura per te non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là di quello che dà e l'ingenuità.
parte di lei, che parte di me. Cosa resta del dolore e di preghiera se Dio non vuole? Parole vane al vento, ti accorgi in un momento, siamo soli e questa la realtà, ed è una paura che non passa mai. Dal 1976 a oggi equipaggi del Rigel volano impegnati in operazioni internazionali nei cieli del Libano, Somalia, Namibia, Kosovo, Albania, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Iraq, Afghanistan ed ex-Jugoslavia, dove il reparto è stato nuovamente insignito della medaglia d'argento al valor militare. Opere di pace, di supporto alla pace in qualsiasi teatro l'Italia ci chiami ad intervenire. In Afghanistan e in Iraq, missioni impegnative, missioni che ci vedono in supporto alle popolazioni in questo momento in oggetto di aree di crisi, per le quali ci addestriamo quotidianamente impiegando tutte le risorse che sono a nostra disposizione e ottimizzando tutte le risorse che abbiamo a disposizione. I caduti purtroppo sono ovviamente tanti perché la nostra professione, la nostra attività è altamente rischiosa, altamente professionale e per la quale necessariamente c'è un rischio calcolato che purtroppo non sempre porta a risultati positivi. Necessariamente i caduti sono a memoria, sono a insegnamento per le nostre future attività, per ogni tipo di addestramento e per ogni attività che conduciamo quotidianamente. Sempre senza dimenticare il Friuli. Il motto del Rigel è "Il mio spirit a torti svole", tratto da una delle più belle canzoni friulane, Stellutis Alpinis, del poeta Arturo Zardini, il cui significato è "Il mio spirito aleggia intorno a te", esprimendo così in lingua friulana, fin da subito, la passione per il volo e il legame con la terra che lo ospita. Oggi l'affetto e la gratitudine della comunità pordenonese e non solo hanno contribuito a rendere speciale la festa per i 40 anni, svolta all'aeroporto Francesco Baracca il 30 settembre, alla presenza di numerose istituzioni militari e civili, baschi azzurri in servizio e in congedo. Lo sappiamo benissimo cosa significa il Rigel per la regione Friuli Venezia Giulia e per il pordenonese in particolare. Sappiamo cosa hanno fatto in questi anni, in questi 40 anni, sia dal punto di vista dell'impegno civile che da quello militare. Il 1 gennaio 76 nasce il Rigel, ovviamente sulle orme di altri gruppi, ma il 1 gennaio 76 nasce il Rigel, e 6 maggio 76 e 15 settembre 76 terribile terremoto che colpisce la nostra comunità, la nostra gente, il Rigel in prima fila, sia nei momenti proprio dei primi aiuti e poi in quelli della ricostruzione. Senza il Rigel non avremmo potuto aiutare alcuni borghi, alcuni comuni, alcuni paesi molto isolati, dove potevano arrivare solo gli elicotteri, anche nella fase poi della ricostruzione, non solo nel primo aiuto, come dicevo. Quindi il Rigel, che è profondamente legato a questa nostra terra e a cui siamo profondamente grati per tutto quello che hanno fatto nei confronti della comunità del Friuli Venezia Giulia. Grazie per il vostro augurio per il nostro 40° anno, che speriamo possa diventare veramente altri 100 di questi giorni per il Rigel, per l'Italia e per l'Esercito. Un grazie reciproco, insomma, da una parte i militari a vegliare sui cittadini e dall'altra le comunità friulane a rendere onore a chi li protegge dall'alto.